Non poteva essere che la Val di Zoldo il luogo di battesimo della nostra prima escursione in ambiente innevato di stagione. Ha un percorso favoloso e notevole dal punto di vista panoramico, con punti osservativi sulle cime dolomitiche più solenni, fra quelle di Zoldo, Cadorine ed Agordine. Si parte a ridosso della Val Fiorentina, dopo il passo di Staulanza in direzione Pescul, all'altezza del terzo torrante, quota 1665 metri. Raggiungeremo in sequenza, attraverso questa larga ed innevata strada forestale con segnavia 467, dapprima il rifugio Città di Fiume, per poi proseguire in direzione Casera Prendera, dopo di che decideremo il da farsi, se proseguire o meno, condizioni climatiche e di percorso permettendo. Oggi giornata fredda, anzi polare, zero termico attorno ai 450 metri di quota e al nostro punto di partenza il termometro fisso a meno 10 gradi, quindi da battere i denti. Già. In questa prima parte la scena è dominata dal Caregon del Padre Eterno, il Monte Pelmo, che da baluardo vigila sul nostro cammino. In meno di 40 minuti raggiungiamo a quota 1918 metri il rifugio Città di Fiume, che è chiuso. Noi proseguiamo in direzione Casera Prendera. Di la verità che sentivi la mancanza della neve. Essere sincera? No. Beh, dai. Troppa. Ma no, dai, andiamo. Troppo freddo. Ma no. Beh, insomma, 40 minuti di camminata continua per scaldarmi. Vuol dire che c'è freddo. Ora inizia la salita. Aggiornamento bollettino neve, almeno fino al rifugio Città di Fiume, e dopo più che ramponcini sarebbero necessari una muta di caniaschi e anche una slitta in dotazione, però almeno ci si scalda. Sì.
e mentre saliamo di quota arriviamo a Forcella della Puina, dove abbiamo una super veduta panoramica sul gruppo del Sorapis, sull'Antelao e il gruppo delle Marmarole. Come il sole ti può cambiare la giornata? Eh sì, Sicuramente meglio. spot di Giorgia a parte, se chi si ferma è perduto, questo non può essere un appellativo migliore. Inizia a spuntare anche il sole e a riscaldare questa fredda giornata, almeno speriamo. Sì. Da Forcella a Rohan la salita si fa più decisa e quindi si inizia a salire maggiormente di quota. Andiamo. Si procede quindi su Segnavia 458 in direzione Casera Prendera con piacevoli saliscendi. E quella che ci lasciamo alle spalle in questo momento è una veduta panoramica di pregio fra due delle architetture dolomitiche più maestose, il Pelmo e la Civetta. Prima avevo detto piacevoli saliscendi, correggo, solo sali. In meno di 2 ore dal nostro punto di partenza, alla base del gruppo delle Rocchette, raggiungiamo Casera Prendera. Dopo sosta alla Malga, decido di procedere in solitaria verso la sommità del Col Duro. Quindi su Segnavia 436 avanzo in direzione della Forcella omonima. E mentre continuo ad alzarmi di quota su questo sentiero, dove bisogna comunque porre un po' d'attenzione a non perdere la traccia, per non perdersi, mi ritrovo catapultato in un ambiente praticamente desertico, un vero deserto di neve che già qui regala enormi soddisfazioni, anche se il bello
deve ancora venire. Da Forcella a Colduro inizio la salita fino al colle omonimo. Non vi è una traccia ben visibile, bisogna andare un po' ad intuito seguendo quelli che sono i paletti estivi che delimitano i pascoli. Bisogna comunque prestare un po' di attenzione per non perdersi. Raggiungo quindi in completa solitudine, a quota 2335 metri, la cima del Col Duro e per riportare una celebre strofa di Leopardi: quanto caro mi fu questo colle, attorno a me l'infinito, il becco di Mezzodì, il gruppo delle Rocchette, l'Antelao, le Dolomiti Friulane, il Monte Pelmo, il gruppo Tamer San Sebastiano, la Civetta, il gruppo delle Pale di San Martino, Punta Penia e la Marmolada, il Mondeval, il Cernera, Ponta la Strada Formin, Cima Ambrizzola, Forcella Ambrizzola, la Croda Rossa. Ecco, sono seduto praticamente per terra. Neve, neve, neve. Eh sì. Oppala. Fiori. Giorgia, ti sei perso i panorami del Col Duro? L'escursione di oggi possiamo dire che va a completare una sorta di puzzle escursionistico personale. Quest'autunno ci siamo dedicati in particolare a questa zona con il Mondeval e alla Croda da Lago, passando sempre per Forcella Ambrizzola, rispettivamente da Passo Giau e Ponte Terro Curto. Giri che hanno dato grandi soddisfazioni e che meritano di essere intrapresi. Se non li avete già visti, vi rimandiamo alla playlist del 2025. Beh, le Dolomiti sono sempre fonte di ispirazione, Sì, adesso mi muovo, però se mi ascoltavi, invece di andare in macchina, camminando, magari ti saresti riscaldata maggiormente. Insomma, me.
Dopo aver raggiunto il rifugio Città di Fiume e anche Malga Fiorentina, che mi lascio in questo momento alle spalle con una veduta notevole sul gruppo del Sella e Marmolada, proseguo al mio punto di partenza. Come avete sicuramente capito, questa è un'escursione che si compone di una unica linea di sentiero, sia per la fase di andata che di rientro. Per dare invece qualche nota tecnica a riguardo, fino al Città di Fiume è praticamente una piacevole passeggiata di dislivello minimo. Dal Città di Fiume a Caserta Prendera si inizia progressivamente a salire di quota senza grosse difficoltà. Il tratto sicuramente maggiormente impegnativo è da Caserta Prendera a cima del Colduro. Lì si sale repentinamente di quota e bisogna capire se le condizioni di innevamento lo consentono. Io oggi, nonostante avessi le ciaspole, non le ho rese necessarie, quindi solamente con ramponcini sono salito fino in quota. Non vi era una traccia, sono stato io praticamente il primo ad aprirla, però insomma senza difficoltà, anche se si sprofondava in certi punti fino alle ginocchia o quasi, sono riuscito a raggiungere il mio obiettivo. Io vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto del video, con l'intento di aver portato nei vostri videoschermi i primi colori praticamente invernali, perché qui tutto oggi, nonostante il sole, il clima è stato di quelli polari. Vi ringrazio, vi ringraziamo, e se vi è piaciuto questo video vi diamo appuntamento al prossimo. Un saluto, ciao! Questa mattina c'era un freddo birichino con 2K.